Benvenuti sul mio canale dove esploriamo i punti di interesse più affascinanti d'Italia. Oggi vi porterò in viaggio verso una vera gemma nascosta nel cuore del Veneto, in Italia. Preparatevi ad essere stupiti dalla bellezza mozzafiato del ponte tibetano della Val Montina. Posizionato a Perarolo di Cadore, nella provincia di Belluno, il ponte tibetano della Val Montina rappresenta una vera meraviglia ingegneristica. Questo ponte sospeso, inaugurato nel 2018, collega le due sponde del torrente Val Montina, offrendo accesso all'incontaminata natura selvaggia della Val Montina. Realizzato interamente in metallo, questo capolavoro architettonico si estende per 103 metri e si innalza ad un'impressionante altezza di 90 metri sopra la gola del torrente Val Montina. Per raggiungere il ponte tibetano potete parcheggiare il vostro veicolo nell'area industriale di Ansogne, facilmente accessibile dalla strada statale 51 di Alemagna. Da lì una breve e facile passeggiata di soli 10 minuti vi condurrà sulla passerella sospesa che si affaccia sul torrente. Ricordo che la Val Montina è stata riconosciuta come una delle aree più belle di natura selvaggia grazie agli sforzi congiunti del Comune e della Regione. Attualmente fa parte del dominio forestale regionale ed è gestita da Veneto Agricoltura. Negli ultimi anni la zona è stata oggetto di un ampio processo di riqualificazione che ha incluso la costruzione del ponte stesso. Ricordo che Perarolo di Cadore, il comune in cui si trova il ponte tibetano, dista circa 110 km a nord di Venezia e circa 30 km a nord-est di Belluno. Questa affascinante cittadina è incastonata in un paesaggio montuoso e offre varie attrazioni, tra cui il ponte tibetano e il museo del legname. Immergetevi nella ricca storia, nella bellezza naturale e nell'ospitalità calorosa di Perarolo di Cadore. Che siate alla ricerca di avventure, amanti della natura o appassionati di cultura, questa gemma nascosta offre qualcosa per tutti. Ecco, concluso il nostro viaggio al ponte tibetano della Val Montina, spero che abbiate apprezzato questo tour virtuale e vi invito a iscrivervi al mio canale per altre affascinanti esperienze di viaggio. Non dimenticate di attivare le notifiche così da non perdere anche i prossimi video. Fino alla prossima volta, continuate ad esplorare e a scoprire le meraviglie dell'Italia. A presto!